Nevica. Le precipitazioni più abbondanti, anche 40 cm, sono sulle prealpi, ma è imbiancata tutta la provincia. Rallentamenti al traffico e qualche problema per chi ancora viaggia senza le dotazioni invernali e chi, perdendo il controllo del mezzo, è finito fuori strada. Nulla di grave, solo lavoro in più per i soccorritori. La neve ha messo in moto la grande macchina dello sgombero. 35 i mezzi in azione in città, dove sono 400 i chilometri di strade da pulire. Sono stati sparsi 60 quintali di sale e 50 metri cubi di ghiaia. La neve fa sorridere gli operatori turistici, su tutti quelli del Nevegal, che sperano di poter aprire anche le piste più in alto, quelle penalizzate dall'assenza di innevamento programmato. Il tempo speriamo che ci aiuti, oggi nevica a Belluno e in Nevegal. 30 centimetri di neve fresca, quanti ne servono per essere tranquilli? Beh, insomma, speriamo che raddoppino e allora a quel punto là potremo essere tranquilli di aprire le Erte, il Col Toronto e quindi tutta la parte alta del Nevegal. La società che ha accettato la sfida di non lasciar morire il colle porta a casa risultati ottimi, venduti più ski pass del passato, lavoro garantito per i 40 maestri di sci. Comprova quello che noi diciamo sempre in Nevegal, essere un avamposto nei confronti della pianura, ma anche nei confronti degli appassionati dello sci, proprio per poter iniziare la tecnica dello sci nella maniera migliore possibile, con dei maestri preparatissimi. Nelle prossime settimane, neve permettendo, sono tante le iniziative proposte dall'Alpe, dallo sci notturna allo ski contest. Per gli appassionati dello sci il divertimento è assicurato.